E siamo arrivati alla ultima serata, quella di venerdì, dedicata appunto al mondo dello sport, dedicato al nostro appuntamento sportivo giornaliero con www.venetoglobe.com, la nostra web tv che ci accompagna in modalità poi on demand. Trovate tutti i nostri servizi, le nostre interviste, i nostri reportage, mentre in modo giornaliero, meglio dire, ci ritrovate sul Caffè TV 24 ogni giorno alle 19:40 la prima edizione, intorno alla mezzanotte la seconda. Caffè TV 24 sul canale 95 del digitale terrestre per quanto concerne le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia. Andiamo subito a spostare il nostro baricentro sul calcio e sulla partitissima della serata, ovvero Juventus-Inter, partitissima che arriva in un momento un po' particolare, premiazione agli award della Gazzetta dello Sport di Massimiliano Allegri, che ha dimostrato comunque di temere, a meno che non sia un bel gioco fatto per combattere naturalmente in altra maniera la formazione dell'Inter, di Spalletti e del neoentrato, almeno si dice, Marotta, che era presente pure lui agli awards della Gazzetta l'altra sera. Si va tra l'altro verso il record di incasso in Serie A, quindi anticipo di lusso questa sera 20:30. È ritornata la Coppa Italia in queste serate, ieri sera altre gare, quella tra Torino e Südtirol ha regalato la vittoria del Torino per 2-0, ma Mazzarri in panchina non era molto contento. Invece la sorpresona è arrivata a Genova, tra Genoa ed Entella, il derby ligure, chiamiamolo così, è andato ai rigori all'Entella. Pensate che intorno al 90°, forse anche qualcosina in più perché c'era già il recupero, l'Entella è riuscita a pareggiare il 2-1 che aveva il Genoa, quindi 2-2, poi naturalmente i rigori che hanno dato la vittoria alla formazione dell'Entella. Juric con questa sconfitta perde la panchina del Genoa e fa spazio al ritorno di questo uomo, Cesare Prandelli, che ritorna dopo i fasti all'Atalanta e dopo i fasti anche la buona gestione della nazionale italiana, quindi in bocca al lupo a Cesare Prandelli per il ritorno su di una panchina importante come quella del Genoa. In Serie B si ricomincia con Pescara-Carpi questa sera, mentre domani alle 12 Padova-Palermo, quindi si gioca 12:30, anzi Padova-Palermo, poi ci sarà Venezia-Ascoli per quanto riguarda le Venete. Domenica Cremonese-Cittadella e Benevento-Verona. Andiamo in Serie C, dove nel girone B c'è la Testa sempre con il Pordenone a 26 punti, la Ternana che ha vinto contro il Rimini per 3-0 l'altra sera va potenzialmente ad essere, visto che le manca una partita da recuperare, ad essere co-titolare del condominio vincente con il Pordenone appunto, e poi Triestina e Feralpi Salò inseguono le due, o meglio in questo caso in questa giornata soltanto il Pordenone. Andiamo sul Vicenza, eccolo qui, Lanerossi Vicenza, come torna a chiamarsi, di Patron Rosso, che vedete in mezzo alla foto, fa un calendario che servirà a ricostruire Asiago e l'altopiano di Asiago. Complimenti. Diamo un'occhiata anche alla 14ª giornata del campionato di Serie D, Girone C, dove Belluno Campodarsego, Cartigliano Tamai, Chions Adriese, Cerlins Musane San Giorgen, Delta Rovigo Clodiense, Este Levico Terme, Sandonà Feltre, Trento Montebelluna con la formazione di Checco Feltrin in trasferta a Trento, Virtus Bolzano Arzichiampo. L'eccellenza, il Girone B, vede un'altra giornata fatta di partite interessanti come Calvino Ale Mestre, derby, Lia Piave Union Pro, Nervesa Istrana, Porto Mansuè Union San Giorgio Sedico, Real Martellago Vittorio Veneto, Tombolo Liventina e Altenni Treviso Luparense. Arriva la capolista e vedremo quello che succederà a Treviso, dove c'è lo sciopero anche degli Ultras. Eclisse Careni Pievigina Union QDP, il derby, chiamiamolo, del quartier del Piave, che sarà seguito naturalmente e commentato dalle nostre telecamere. Lasciamo il calcio e passiamo
al basket. Nelle passate serate abbiamo parlato del turno infrasettimanale del TV Basket Treviso, del Treviso Basket contro Imola, che aveva vinto per 89-70. La nostra Valentina Dalmas con il suo Sotto le curve era presente alla gara e insieme al nostro cameraman Vincenzo Russo ha immortalato ancora una volta Matteo Imbrò. Eccolo. Siamo con Matteo Imbrò, anche per te quinta vittoria consecutiva di fila qui in casa, una bella sensazione, avete dimostrato continuità, solidità e anche bravi, complimenti. Sì, sembra una bella sensazione, nel senso vincere porta entusiasmo, porta a lavorare meglio, però non ci dobbiamo dimenticare che anche oggi abbiamo commesso degli errori banali nei primi 3 quarti e questo magari li ha fatti stare in partita, quindi credo che ci sia sempre da migliorare. Appunto, da migliorare, parliamo della prossima gara domenica, sarà sempre con una squadra emiliana. Sì, sarà contro Forlì che è a pari punti con noi, quindi diciamo che sarà una partita molto dura, intensa, ci dobbiamo preparare al meglio perché abbiamo pochi giorni e cercheremo di mettercela tutti in questi pochi giorni. Nei primi 2 quarti di gioco oggi abbiamo visto una grande intensità difensiva, era quello che chiedeva il coach. Sì, noi dobbiamo partire sempre dalla difesa, perché dalla difesa poi l'attacco viene molto semplice, viene molto più facile, quindi tutti cerchiamo di aiutarci in difesa per poter segnare facile in attacco. Sblocco in attacco dei 2 americani. Sì, nel senso sappiamo che tutti possono segnare, quindi oggi hanno segnato loro, sappiamo che sono in grado di segnare, in grado di far tutto, quindi credo sia molto difficile giocare contro noi perché ogni partita troviamo un protagonista diverso. Come sempre la spinta del pubblico al Palaverde è il stesso uomo in campo. Sì, diciamo che quando giochi in casa o fuori casa si sente un po' la differenza, nel senso che il pubblico è più tuo amico, ma loro vengono anche in trasferta e non ci fanno mancare il loro calore, quindi per noi è importante e cerchiamo di ringraziarli trasformando l'energia in vittoria. In bocca al lupo per la prossima. Crepi, grazie. Ciao. E sempre per il basket, questa era la TVB che ritorna in campo domenica, mentre per il basket la nostra redazione sarà impegnata con il Ponzano Basket di Serie A2 femminile. Sabato sera, pagina Facebook della stessa società, Ponzano Basket, e naturalmente di venetoglobe.com per seguire in diretta le fasi importanti e salienti di Ponzano Basket Carugate alle ore 20. Tutta la partita che potrete seguire naturalmente a partire dalle ore 20 sul canale Facebook, sulla pagina Facebook appunto della stessa società e di venetoglobe.com. Altra gara a cui tenderemo sarà quella di Rucher Sanve in trasferta a Padova per un derby veneto che si preannuncia infuocato, lo aveva annunciato già Marco Mian nell'intervista della settimana appena trascorsa. Lasciamo il basket e passiamo alla pallavolo con l'Imoco. Andiamo sul parquet o ritorniamo sul parquet dopo la vittoria contro Club Italia per 3-1 e andiamo a sentire una delle brave giocatrici del Club Italia. Questa volta tocca alla palleggiatrice Rachele Morello. Come ti diceva lui, avete fatto una bella pallavolo, voi di là un po' alti e bassi perché non vi aspettavano, forse non aspettavano questo grosso impegno che ci avete messo. Complimenti. Sì, grazie mille. Noi contro queste squadre che sappiamo essere buone squadre ci mettiamo sempre tutto e quindi ogni volta che si può prendere qualcosa imparare dall'altro campo, magari sfruttare qualche momento appunto di alti e bassi appunto, e ci mettiamo tutto e quindi è la cosa positiva. Hai provato a girare, qualche bocca da fuoco ce l'hai, non male, hai provato a girare, a variare il gioco. Sì, infatti la cosa bella di questa squadra è che alla fine tutte siamo di un buon livello e quindi si può sfruttare appunto tutte le giocatrici e infatti anche con qualche infortunio riusciamo comunque a tenere testa a squadre di questa portata, quindi è una cosa molto positiva. In telecronaca ho sottolineato il fatto di questa bella internazionalità, diciamo così, di questa integrazione che c'è, ma è veramente bella, è questa l'Italia. Sì, è questa l'Italia ed è bello perché appunto c'è una buona intesa con tutte ed è giusto che si porti avanti questo segnale già dalla squadra del Club Italia, che è la squadra federale che appunto porta avanti questo progetto, quindi grazie mille.
Eccoci qui, allora ritorniamo in studio per parlare di Imoco. Complimenti intanto a Rachele Morello e alla Giovane Italia, e al Giovane, in questo caso Club Italia. Per quanto riguarda le condizioni di salute di Miu Nagaoka, situazione che si è aggravata o quantomeno crociato ancora nelle peste per quanto concerne la giocatrice giapponese, che è ritornata nel paese del Sollevante e sarà la squadra di appartenenza del cartellino appunto di Miu Nagaoka a comunicare alla società Imoco Volley Conegliano e quindi al pubblico, ai tifosi, ai fans la esatta condizione di salute della giocatrice giapponese. Sta di fatto che comunque, come già stavamo accennando e dicendo da un paio di giorni a questa parte, Imoco dovrà ricorrere nuovamente al mercato di riparazione, in questo caso non perché ci sono stati degli acquisti sbagliati, ma purtroppo per tanta sfortuna con gli infortuni a Meganisi e a Miu Nagaoka. Benetton adesso, il rugby che ritorna a Monigo, lo fa nella giornata di festa dell'8 dicembre, lo fa per affrontare, lasciando da parte la Pro 14 per il momento, per affrontare Challenge Cup, un'altra partita importante, fondamentale, forse quella decisiva contro gli Harlequins. Vi ricordo che giocando bene e giocando con molta grinta e molta voglia di continuare, la possibilità di continuare in Challenge per la prima volta è veramente reale. Vedremo quello che succederà domani a Monigo. Sarà un Monigo vestito da festa perché ci saranno altri 2400 posti della ex gradinata Est, che ora si chiama Tribuna Est di Monigo, che verrà inaugurata proprio domani a Monigo a partire dalle ore 15. Con questa notizia termina il nostro appuntamento del venerdì dedicato all'edizione conclusiva dello sport. www.venetoglobe.com, trovate tutto in modalità on demand sul nostro sito e sulla nostra web tv, mentre ci potete vedere 19:40 circa ogni sera su Caffè TV 24, canale del digitale terrestre numero 95, prendete nota, Regione Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma Caffè TV 24 si vede in tutto il nord Italia. Buona visione!